Se cominciamo a spararci tra di noi, se ci dividiamo tra di noi, se ci mettiamo l'uno contro l'altro, all'interno dei nostri partiti, all'interno della coalizione, tra chi sta nelle istituzioni e tra i cittadini, questi continuano a governare perché intorno ai poteri forti, intorno agli interessi di cui sono portatori, che non sono quelli di Stati, ma sono spesso di quelli di chi viene da fuori, perché questo Presidente è stato messo lì come si faceva con quei custodi delle file dei padroni che lasciano la Sardegna d'estate. Questo Presidente è soltanto un custode delle magioni di Berlusconi, è messo qui per non disturbare, è messo qui per tutelare gli interessi di chi viene da lontano, e noi tutti insieme dobbiamo combattere, perché se ci dividiamo, chi rimane in campo e chi ha più potere, non chi è più debole, chi rimane in campo e chi detiene il potere economico e mediatico per continuare a governare. Grazie a tutti ancora, anche tutti ancora, a tutti ancora. Noi siamo per qualcosa e non contro qualcuno. Noi cerchiamo gli elettori, mi risponda! Che rimane, ci mancherebbe. Noi cerchiamo gli elettori e noi dammi qualche elemento più concreto, così non stai aiutando a me a fare meglio il mio lavoro. Sei tu che spari su di me, io non mi permetto di dare giudizi. Tu dai giudizi. Non metto più a fare sugli elettori. Lei dice, lei ha detto non spariamoci tra di noi e io ho risposto quello che ho visto qui. Voi che siete al potere è quello. Chi è disposto di voi a sostenerci? Perché io sto qui fino a tanto. Allora dillo tu ai suoi colleghi dell'opposizione. Scusa? No, non siamo tutti qui portavoce, noi siamo orizzontali, guarda, siamo cittadini. Lo troviamo, guarda, lo troviamo. Che si fa carico, dice che è una proposta, io la Noi restiamo qui perché abbiamo capito che la situazione è irrisolvibile. Sali su e vedi un attimino chi ci sostiene per stare qui, perché noi abbiamo da fare le nostre giornate di lavoro. Segnalo, tutti stiamo prendendo una giornata di lavoro. Potremmo anche crescere, non lo so giudicare, per me oggi siamo qui in 200. La No, non c'è nulla, siamo qui sotto, Fico, siamo qui sotto.